Buongiorno a tutti da Giovanni dall'Otto Idea. Oggi vi voglio fare vedere il risultato quando ho fatto questo impianto di fragole con gli stoloni, che potete trovare il video sul mio canale. Io l'ho fatto all'incirca alla fine di ottobre del 2021, perché sono passati quasi 7-8 mesi. Oggi ne abbiamo 11 di giugno del 2022 e oggi vi voglio fare vedere che ci sono tante fragole belle grosse. E il risultato è che poi vi faccio vedere anche il risultato dell'impianto che ho fatto, così poi vedete il risultato quando uno fa un impianto di fragole come l'ho fatto io, che potete trovare il video sul mio canale. Ora poi ve lo metto qui sopra in descrizione. E niente, oggi vi faccio vedere le fragole, ora più tardi le raccolgo quando se ne va un pochettino il sole. Sono stati creati sopra queste aiole rialzate o proti, come le volete chiamare, le chiamate. Ci ho fatto la pacciamatura. Insomma, se volete vedere tutto il lavoro di questo risultato, guardatevi il video sul mio canale. Va bene, allora ora vi faccio vedere che ci sono tante bellissime fragole. Vedendo queste belle grosse, guardate che bellissime fragole quando ce ne sono. Questi sono tutti gli stoloni, vedete che belle fragole grosse qua. Questo è il primo anno di produzione, perciò questo fragoleto, diciamo, questo impianto di fragole può stare per 3 anche per 4 anni, però ovviamente poi durante degli anni, dal terzo anno, poi produci di meno. Guardate quelle che sono belle. Io do l'acqua con l'annaffiatoio, li butto all'incirca per ogni striscia di acqua, così li butto 10 litri di acqua per ogni fila, ogni 2 giorni, 3 giorni. Bisogna vedere il tempo com'è. Per esempio ieri ha piovuto, guardate che belle fragole. Queste sono fragole rifiorenti, che sono bellissime. Questo è il risultato, è la verità. Guardate che bella fragola grossa. Questo è il risultato, è la verità quando uno fa un lavoro, poi è giusto che fa vedere il risultato. Io li faccio così i video, vi faccio vedere il risultato e la verità che uno fa, il lavoro che uno fa. Insomma, ci sono un sacco di fragole, anzi qualcuno si sta cominciando a rovinare perché ha piovuto. Qua, fragole qua, vedete che sono belle. Allora io vi voglio spiegare una cosa, come ho detto nel video precedente quando ho fatto l'impianto. Allora, se uno vuole sempre fragole, queste sono fragole rifiorenti. Se volete sempre fragole, che la pianta produce sempre fragole, io fino a novembre ancora io prendo fragole qua. Ovviamente qui ci troviamo in Sicilia e il clima è sempre mite e niente, se voi volete che le piante di fragole, questa specie rifiorenti, no, uniferi, questi qua rifiorenti che fanno sempre fragole, dobbiamo togliere gli stoloni. Ora vi faccio vedere quali sono gli stoloni. Gli stoloni sono questi qua, state vedendo che già la pianta sta cominciando a produrre. Questi qua sono gli stoloni. Ogni stolone fa una pianta, 2 piante, anche 3 piante. State vedendo qua c'è un altro che sta passando. Ora io vi voglio fare vedere, se voi volete un pezzettino di piante, diciamo, che per metterle da un altro posto, le lasciate un poco con gli stoloni e poi quando sarà che questa piantina, quando cade per terra, fa la radice, poi quando già ha fatto la radice, già diciamo già un po' di radici, possiamo tagliare qua e poi le possiamo mettere nei vasetti o direttamente a dimora dove noi vogliamo che crescono queste piantine. O se no, se voi volete che la piantina, diciamo, l'impianto fa sempre fragole, dobbiamo togliere gli stoloni. Gli stoloni è facile togliere, basta che tiriamo così e si strappa. State vedendo, si strappa solo gli stoloni. State vedendo 2 qua,
Qua c'è un altro, state vedendo? La togliamo anche, qua c'è un altro, lo togliamo così. Quindi basta che lo togliamo così, la piantina, state vedendo? Così, state vedendo già qua ha fatto la piantina. Come a me non mi interessano, che anche ce l'ho là, mi sono rimasti un paio dell'anno scorso, perciò le sto togliendo, in modo che le piante fanno sempre fragole. Guardate, state vedendo? Questa la togliamo così, la togliamo così, forte, vediamo, così, state vedendo? È facile. Ogni 2 giorni, 3 giorni, se noi vediamo che ci sono gli stoloni, le togliamo così. State vedendo? Questo è ancora piccolino, la tiriamo qua. Qua. Ora la pianta, una volta che noi ci togliamo questi stoloni, diciamo, la pianta si concentra a fare fragole. Guardate, qua ci sono fragole e fino a novembre, tutto l'autunno, diciamo, prendiamo fragole, perché se noi lasciamo gli stoloni la pianta si concentra a moltiplicarsi, perciò e fragole li fa di meno. Va bene, ora guardate che sono belle queste fragole, belle fragole grosse. Ora più tardi state vedendo che sono il risultato, state vedendo tutto il risultato. Qualcuna purtroppo non ce l'ha fatta, poi la sostituisco con altre piantine. Allora, io vi ho fatto vedere il risultato del fragoleto che ho fatto in autunno. Dopo 8 mesi, questo è il risultato. Ripeto, se voi volete che le piante di fragole producono sempre fragole, sto parlando di queste rifiorenti, dovete togliere gli stoloni, come vi ho fatto vedere poco fa. Ogni 2 giorni, 3 giorni passate, se vedete qualche stolone già uscire dalla pianta, la tirate, come vi ho fatto vedere io nel video. Così fino in autunno avete sempre fragole, sempre se il tempo ce lo permette. Ovviamente date sempre l'acqua quando ci vuole. Io ho fatto queste rialzate, ma che di sotto con la pacciamatura che ho fatto, come vedete poi il primo video quando ho fatto l'impianto, perciò si mantiene sempre, diciamo, sempre umida la terra di sotto, no? Sotto la pianta, così non soffre molto la siccità, diciamo, anche se noi ci buttiamo l'acqua quando possiamo. Va bene, allora io concludo qua, vi lascio con questa panoramica delle fragole rifiorenti e il risultato. Io spero che il video vi piace. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate, a più presto vi risponderò. Un abbraccio a tutti da Giovanni da Lotte Tea. Ciao, al prossimo video, ciao.